sguardo in mezzo, poi le cross sul secondo palo, pericoloso, la palla che resta lì in area di rigore, subito la traversa colpita. Vince un voto alla stagione 9, aspettando stasera. Che sta attaccando l'Atletico Fiumicino insistentemente, la palla è ancora in mezzo, scivola un difensore, la palla è al limite dell'area. Il pallone lungo in area di rigore, si gira col sinistro, ancora una traversa, vicinissimo al gol del vantaggio. A girarsi benissimo ad evitare l'intervento dell'avversario, ancora Mosciatti sulla destra, buono il triangolo, Mosciatti, il sinistro, la respinta di Scarsella, palla ancora viva, Peri, la verticalizzazione, Marcangeli, la deviazione, il terzo legno, Parisi, buono il tocco centrale. Ancora Restivo, in area di rigore, il tentativo, la grande Parisi, buono il suo numero. 2 contro 3 però, riesce a servire Restivo dal fondo, rientra sul sinistro, poi la palla all'indietro, il piattone del vantaggio dello Gem, calcio a 8, 1-0 quando siamo giunti al 15° minuto, che ha dato un altro piglio alla sua squadra. Adesso Flore però, la rabbia dell'Atletico Fiumicino, il tocco, ancora Flore, serie di rimpalli, va giù il capitano. Vediamo cosa decide il direttore di gara, calcio di rigore. Si attende soltanto il via libera che arriva in questo istante. Parte Bianchini nel destro, la parata clamorosa di Scarsella che devia. Come se stiamo 0-0. Linea a te Riccardo perché c'è un attacco per l'Atletico Fiumicino. Sì, attenzione, Marcangeli col destro, la palla che termina al lato di pochissimo. Soffre lo Gem ma è sempre in vantaggio per 1-0, frutto del gol di Caruso. Attenzione a Parisi adesso, 1 contro 1, sfida tutta la difesa avversaria. Caruso! Anzi, era sempre Parisi, la palla che se ne va sul fondo. Intervento deciso ma corretto, quello del difensore dello Gem. Flore, può mettersi in proprio, il destro a fronte alta. Mosciatti si porta la palla sul sinistro, rimpallato, la palla che resta lì. Marcangeli murato proprio al momento della conclusione. Ovviamente le due squadre meritano entrambe di stare dove sono. Hanno dimostrato ciò sul campo. Di chiaro intanto la linea perché c'è un contropiede per l'Atletico Fiumicino con il destro. Ci sarà anche una ammonizione probabilmente per un fallo. Il secondo per Caruso che viene espulso per l'entrataccia. Con Restivo, 1 contro 1 con Viscomi. Restivo, il rientro di Flore. Parisi alimenta l'azione, non riesce, anzi sì, a liberarsi di due avversari. Ancora Parisi, Egizi a vuoto, Parisi non ha spazio, la palla all'indietro per Carta, sul fondo. Comunque il triplice fischio, attenzione a Mosciatti intanto. Ancora il muro, Viscomi, lo stop, pensa alla conclusione, invece va per Marcangeli e il gol, arriva il pareggio dell'Atletico Fiumicino a poco meno di 2 minuti dal termine. Cade l'imbattibilità di questa partita di Scarsella. Viscomi a destra, non viene servito, Mosciatti prova a fare tutto da solo. Triplice fischio del direttore di gara, dunque finisce 1-1 questa finale, si andrà ai calci di rigore. Il gol di Bianchini, quindi 2-1, siamo con il punteggio. Adesso il secondo rigore, il palo colpito da Peretti, incredibile. Uno dei migliori Mosciatti, parte lui col sinistro, la palla che bacia la traversa e finisce in rete. Finisce qui questa finale, dunque l'Atletico Fiumicino trionfa ai calci di rigore con un risultato di 4-3. La squadra di Mastro Pietro si porta a casa meritatamente, ci sentiamo di dire, la Serie A2. Siamo con Mosciatti, allenatore dell'Atletico Fiumicino, e Flore, uno dei giocatori migliori della partita. Una partita che si era messa male anche se avevate dominato per i primi 25 minuti. Siete riusciti a risolverla all'ultimo sprazzo di partita. Qual è il commento del mister? Credo che la vittoria comunque era senz'altro senza arrivare ai calci di rigore, però il calcio è anche questo, ci siamo mangiati diversi gol, molte volte siamo stati anche sfortunati e credo che poi alla fine però sui calci di rigore sia stato giusto la squadra che l'Atletico Fiumicino abbia vinto, perché ha creato moltissime occasioni da gol. Una vittoria meritata, avete coronato una stagione perfetta. Quali sono le impressioni anche per tornare in Serie A, voi che siete comunque abituati a giocare su questi campi e a questi livelli per l'anno prossimo? Guarda, penso che dopo una stagione del genere, un campionato simile, penso che siamo già prontissimi così per la Serie A, anche se sicuramente dovremo prendere qualche altro giocatore a livello numerico, però penso che la rosa sia di altissimo livello anche per la Serie A. Grazie mille. Volevo fare una domanda al mister e a Flore, volevo chiedere l'obiettivo qual è dichiarato per la prossima stagione, tra una salvezza o un campionato tranquillo a metà classifica o addirittura i playoff per lo scudetto. Ci chiedono in regia se l'obiettivo per il prossimo anno, anche se
È difficile chiederlo adesso, se è una salvezza o anche un raggiungimento della fase a playoff. Ci godiamo questa vittoria, poi per queste cose ci penseremo un po' più avanti. Grazie mille, complimenti.